Buonasera a tutti, benvenute e benvenuti a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, organizzata da ULSEI Euganea in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Ringraziamo ancora una volta tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa settimana di incontri e i numerosi partner e media partner che ci aiutano a diffondere questa iniziativa. Ringraziamo anche Thomas Bordignon per aver aperto questa serata con la musica e ricordiamo a tutte le moltissime persone che ci stanno seguendo da remoto, da tutta Italia, che potete trovare tutti i materiali di questo festival nel sito dedicato www.cambioGiocoUL6.it, dove rimangono anche le videoregistrazioni di tutti gli incontri, compreso quello di questa sera e quelli dell'edizione del 2003. Salutiamo ancora una volta le personalità che sono presenti, le moltissime persone in sala, che ringraziamo per averci raggiunto presso la Sala dei Giganti di Padova. Vi ricordiamo che stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6. Voglio passare ora la parola alla dottoressa Maria Chiara Corti, direttore dei servizi sociali dell'ULSEI Euganea, per un saluto. Benvenuta dottoressa, grazie per essere qui. Buonasera, grazie e grazie a voi tutti per aver accettato questa sera di uscire di casa e di venire qui per incontrarci. Questa sera è uno degli eventi clou della nostra settimana e rappresento e porto i saluti del direttore generale della nostra azienda, l'azienda ULSEI, vedete rappresentata qua, che sapete le aziende di solito sanitarie vengono ricordate per la loro capacità e i loro compiti di cura, di riabilitazione, ma in questo caso stiamo parlando di prevenzione, quindi qui questa sera stiamo vivendo un momento in cui l'azienda, invece che aspettare, come di solito avviene, che la persona chieda, la persona faccia domanda, la persona venga e bussi alla nostra porta, oggi l'azienda si apre e invita tutte le persone che hanno voluto questa sera partecipare a uscire di casa e a incontrarsi, proprio perché siamo fatti per incontrarci in un momento in particolare come questo. E veramente penso che sia da parte vostra sia stato un gesto di condivisione, venendo in un posto così bello dove pensiamo che anche la bellezza possa essere una cura e l'incontro tra le persone possa essere sicuramente un aspetto molto sicuramente vincente. Questa sera ascolteremo il professor Galimberti, sarà una bellissima occasione per aprirci e per condividere. Volevo ringraziare in particolare i nostri professionisti dei servizi per le dipendenze, i servizi per le dipendenze di Alta e Bassa Padovana e i servizi per le dipendenze di Padova Piovese, che hanno lavorato così tanto, è un anno che lavorano alla preparazione di questo evento. Quindi spero che lo possiate gustare e che possiate apprezzare questa modalità, diciamo così, dell'azienda sanitaria di venire incontro alle persone quando di solito siete voi che venite da noi e chiedete servizi. Oggi vogliamo veramente rovesciare e essere aperti e prendere l'iniziativa e venirvi a trovare. Grazie a tutti. Grazie. Grazie dottoressa. Non mi resta che presentare l'incontro di questa sera. Il titolo è La condizione giovanile nell'età del nichilismo. Abbiamo con noi il professor Umberto Galimberti. Magari abbassiamo un po' quelle luci lì un pochino per non essere abbagliato, se si può, compatibilmente con le vostre riprese. Dunque, noi dobbiamo parlare di nichilismo questa sera, che è una parola messa in circolazione nella prima metà dell'Ottocento da Turgenev, un russo,
ma è stata tematizzata da Nietzsche, che negli ultimi anni della sua vita ha detto nichilismo, lo chiamava l'ospite inquietante. Il nichilismo, l'ospite inquietante, è caratterizzato da tre fattori. Primo, manca lo scopo. Il futuro non è una promessa, non è più una promessa. Manca la risposta al perché. Se il futuro non è più una promessa, perché devo studiare, perché devo lavorare, e al limite perché devo stare al mondo. Terzo, tutti i valori si svalutano. L'ultima considerazione non è tanto interessante, perché i valori, anche se noi ci riempiamo la bocca con la parola valori, ogni volta che io la sento mi innervosisco, perché i valori non sono delle entità metafisiche che scendono dal cielo e organizzano una società. I valori sono dei coefficienti sociali che ogni società adotta perché li ritiene i più idonei a ridurre la conflittualità, né più né meno. Prima della rivoluzione francese la società era organizzata secondo valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese si è organizzata secondo valori di cittadinanza e di uguaglianza, almeno formale, sono cambiati tutti i valori e non è mica finita la storia. Quindi i valori lasciamoli in bocca di chi vuol dare aria ai denti. Mentre le due prime battute sono tremende, manca lo scopo, il futuro non è più una promessa, manca la risposta al perché. Perché noi nella vita non andiamo avanti perché qualcuno ci spinge, andiamo avanti se qualcosa ci attrae. E se il futuro non è più una promessa, manca veramente la condizione per potersi impegnare nella vita e soprattutto reperire un senso. Diceva Nietzsche, mi capirete tra 50 anni, sono arrivato troppo presto. Noi ce ne abbiamo messi 150 e non l'abbiamo ancora capito perché quel che si dice è che Galimberti è nichilista. Io constato che c'è in giro un nichilismo, che Heidegger, commentando queste parole di Nietzsche, diceva l'ospite inquietante, il nichilismo, è inutile metterlo alla porta perché già da tempo si aggira per la casa. Il nostro compito è guardarlo bene in faccia. Questo è il lavoro che dobbiamo fare. Perché noi tutte le cose scomode cerchiamo di rimuoverle attraverso quella configurazione tipica della cultura occidentale, immessa nell'Occidente dal cristianesimo, che si chiama speranza, che Pasolini giustamente aveva tolto dal suo vocabolario, perché è una parola della passività, speranza. Quando sentite i politici che dicono speriamo, auspichiamo, auguriamoci, cosa stanno dicendo? Niente. Non è che con la speranza il futuro porti rimedio ai mali del presente, o ti dai da fare o se ti limiti a sperare non stai facendo proprio niente. Orizzonte di senso, dunque, vediamo un po' di capire questa cosa. Tutte le culture, ma qui ci limitiamo alle culture occidentali, sono sempre vissuti in un orizzonte di senso. Persino le tribù primitive, che calibravano l'organizzazione sociale attraverso la distinzione tra sacro e profano, puro e impuro, totem e tabù, in maniera tale da costruire un ordine, un orizzonte di senso all'interno del quale muoversi. Noi occidentali abbiamo avuto due radici, la radice greca, che riteneva che la natura fosse quello sfondo immutabile che nessun uomo, nessun Dio fece. Sempre è stata, è e sarà. La natura era lo sfondo immutabile, quindi era l'orizzonte di senso, considerando la quale si sarebbe potuto costruire una città secondo natura e la condizione di una vita secondo natura. La natura per i greci non era una creatura di Dio. Questa natura prevedeva che tutti i viventi nascono, crescono, generano, muoiono. E lei è il soggetto della storia, non noi.
nascono, crescono, generano, muoiono, uomo compreso. L'uomo non è al vertice della natura, non è al vertice del creato. Al pari di tutti i viventi nasce, cresce, genera e muore. E infatti i greci avevano due parole per dire uomo, avevano la parola anthropos e la parola aner, che non usano quasi mai, usano quasi sempre la parola thanatos, da thanatos, la morte. L'uomo è il mortale. Questa concezione che l'uomo è mortale genera un'etica, a mio parere, fondamentale, che è l'etica del limite. Se devi morire, non oltrepassare il tuo limite. Vuoi essere felice? Realizza il tuo demone. Il demone per i greci è ciò che propriamente sei, la tua natura, la tua arte, la tua capacità, ciò per cui sei nato. Quello che i giapponesi chiamano la lettera dell'imperatore, data a ciascuno. Se la realizzi bene, raggiungi l'eudaimonia. Eu vuol dire buono, buona riuscita del tuo demone. A questo scopo devi conoscere te stesso, gnoti se auton, perché sennò ti confondi tra le cose che ti paiono belle, interessanti, eccetera, ma poi non è il tuo demone. Quindi conosci te stesso e realizzano catametron, secondo misura. Perché magari sei un bravo scultore, ma non sei più bravo di Fidia, e se tenti di oltrepassare Fidia, prepari la tua rovina. Anche quando compare il problema della tecnica, portata da Prometeo agli umani, a un certo punto il coro chiede a Prometeo, dimmi, è più forte la tecnica o le leggi immutabili della natura? E la risposta di Prometeo è tecne dananches astenestera macro, la tecnica di gran lunga più debole, astenestera, debolezza, della necessità che vincola le leggi di natura nella loro immutabilità. E lo stesso Prometeo riconoscerlo. Quindi la tecnica resta subordinata alle leggi di natura. Anche Sofocle dice che l'aratro offende la terra, ma la terra si ricompone dopo il suo passaggio. Anche la nave solca il mare, ma la quiete, la calma trasognata delle acque ricompone la quiete. Quindi la natura è più forte della tecnica. La natura è lo sfondo immutabile che nessun uomo e nessun Dio fece. Questo è l'orizzonte di senso. Questo orizzonte di senso fa sì che, e questa cultura del limite che ne consegue, fa sì che sia la natura ad avere in mano le redini delle cose, perché la natura stabilisce la tua nascita, la tua crescita, la tua capacità di generazione, la tua morte. E tu non puoi farci niente in questo scenario. La natura non è armonica con le esigenze del nostro io, dell'individuo. Anzi, l'individuo resiste alla legge di natura che lo destina alla morte, ma la legge di natura vince. E allora nasce la concezione tragica del mondo greco, a proposito del quale occorre dire con estrema chiarezza, come dice Nietzsche, che la tragedia non è un genere letterario, come purtroppo si insegna nelle nostre disastrate scuole. La tragedia è la cifra della grecità, nel senso che l'uomo per vivere ha bisogno di costruire un senso in vista della morte, che è l'implosione di ogni senso. Incipit tragoedia, dice Nietzsche. E allora, se questo è lo scenario, giustamente quando Remida incontra il saggio Sileno, il satiro, metà capra, metà caprone, metà uomo, ma molto saggio, l'iconografia cristiana ha tradotto Sileno nel diavolo, caprone. No, Sileno è molto saggio e quando incontra Remida che gli dice cosa posso fare io per essere felice, cosa risponde Sileno? Stirpe miserabile ed effimera, riferita alla natura umana.
figlio del caso e della pena, non hai deciso tu di nascere. Perché mi costringi a dirti cose che per te sono insopportabili da sapere? Meglio per te non essere nato. E la cosa migliore che adesso ti posso augurare è di morire presto. La dimensione tragica dei greci, che deriva dal fatto che l'uomo per vivere ha bisogno di costruire un senso in vista della morte, che è l'implosione di ogni senso, per cui giustamente Jean-Paul Sartre dice di fronte alla morte, che lui definisce l'absurde, l'assurdo, perché di fronte alla morte l'aver guidato popoli o l'essersi ubriacati in solitudine, c'est la même chose. Questo scenario della Grecia, a cui io appartengo per cultura, mi definisco greco non nel senso che sono nato in Grecia, ma nel senso che penso come i greci. Questo scenario greco è stato sconfitto dall'avvento del cristianesimo, il quale ha avuto colpo di genio di dire agli uomini: non morirete mai. Non morirete mai. Quando Paolo di Tarso va all'Areopago, Atti degli Apostoli, capitolo 14, andatelo a vedere, a dire: mi compiaccio con voi che oltre a tanti templi dedicati ai vostri dei avete anche dedicato un tempio al Dio ignoto. Io vi dico che questo Dio ignoto noi lo conosciamo, è colui che ha vinto la morte, Gesù Cristo che è risorto, per cui d'ora innanzi i cristiani non moriranno e se moriranno risorgeranno. A questo punto, aperto le virgolette, alcuni risero, altri gli dissero: questa storia ce la viene a raccontare un'altra volta, e se ne andarono. Tutto tra virgolette. Andate a vedere capitolo 14 Atti degli Apostoli, Luca. No, perché tanti cristiani non sanno neanche perché purtroppo le Bibbie che leggiamo noi sono tutte Bibbie tradotte dal greco. La prima Bibbia tradotta dall'aramaico è uscita 2 anni fa da Einaudi in 3 volumi, 2 per l'Antico Testamento e 1 invece dal greco per il Vangelo, e lì si sono fatte delle scoperte pazzesche che però i cristiani non conoscono. Non so se hai scoperto per esempio che Gesù è nato da una Betullà. Betullà significa una giovane ragazza. Che male c'è se Gesù fosse nato da una giovane ragazza? Solo che la giovane ragazza, la Betullà, è stata tradotta in greco con Parthenos, che vuol dire vergine. Da allora in poi Gesù è nato da una vergine, ma in aramaico vergine non si dice Betullà, si dice Halmahah. Allora, finalmente queste cose saltano fuori. Per dire che noi siamo figli di una cultura di greco. Sapete cosa abbiamo noi? Il concetto di anima e corpo, perché l'anima non appartiene alla tradizione giudaico-cristiana, l'anima appartiene alla cultura greca, l'ha inventata Platone l'anima, non il mondo giudaico e il mondo cristiano. Se poi c'è una religione fatta proprio di corpi, questa è la religione cristiana. Quando dice Giovanni Evangelista, la parola si è fatta carne. Gli ebrei vivevano a partire dalla parola di Dio, i cristiani dall'incarnazione, che è il fondamento della religione cristiana. Noi siamo stati redenti dal corpo di Cristo. E quando fate la comunione, quando fanno la comunione i cristiani, mangiano appunto il corpo e il sangue di Cristo. E quando recitano il loro atto di fede, se stessero un po' attenti, si accorgerebbero di dire che loro credono nella resurrezione dei corpi, non credono nell'immortalità dell'anima. Perché l'anima è stata poi introdotta definitivamente da Sant'Agostino, il quale era un neoplatonico e ha trovato il modo di creare questo dualismo, è diventato religioso, per cui Nietzsche dice giustamente: il cristianesimo non è altro che Platone spiegato al popolo. Anche questo va considerato. Però anche il cristianesimo iscrive la vita umana in un orizzonte di senso, anche il cristianesimo. Un orizzonte di senso che si traduce immediatamente in una concezione assolutamente nuova del tempo, che non è più il tempo ciclico della natura come pensavano i greci, inverno, primavera, estate, autunno e poi i cicli ricominciano, e chi ha visto tanti cicli può insegnare a chi ne ha visti pochi, cioè i vecchi possono insegnare ai giovani. Nella tradizione invece cristiana il tempo è concepito come una rettilinea dove il passato è male, è peccato originale, il presente è redenzione
il futuro, salvezza. Ecco qui dove nasce il futuro, nella cultura giudaico-cristiana. Il futuro come salvezza. La scienza, che si è solita contrapporre alla religione, è profondamente cristiana. Anche lei pensa che il passato sia male, peccato originale, no scusate, ignoranza, il presente ricerca, il futuro progresso. La scienza non è altro che la laicizzazione della visione cristiana del mondo. Ma anche Marx può essere considerato un cristiano, pensa che il passato sia male, ingiustizia sociale, il presente far esplodere le contraddizioni del capitalismo, il futuro giustizia sulla terra. E quindi il futuro è sempre positivo. Anche Freud, che scrive un libro contro la religione intitolato L'avvenire di un'illusione, pensa che traumi e nevrosi si collocano nel passato, nell'infanzia, poi terapia, futuro, guarigione. Tutti cristiani in Occidente. Quando io sento quelle inutili discussioni tra credenti, laici, atei, agnostici, ma siamo tutti cristiani, siamo tutti in questa cultura. Il cristianesimo non è solo una religione, è una cultura, ed è la cultura dell'Occidente. E giustamente Gianni Baget Bozzo, che è morto una decina d'anni fa, un teologo di estrema destra che ce l'ha su con i musulmani, però era molto intelligente, appunto che eravamo addirittura amici, anche se la pensavamo in maniera diversa, diceva: sopravviverà l'Occidente al cristianesimo? Risposta: no. Sopravviverà al cristianesimo l'Occidente? Risposta: no. Alla morte dell'Occidente, cioè le due cose coincidono perfettamente. E del resto non è una cosa difficilissima capire che il nostro modo di pensare è cristiano. I musulmani, per esempio, pensano diversamente, non guardano il futuro come al tempo della salvezza, del progresso, del rimedio ai mali del passato, guardano il tempo nella forma del destino, inshallah, come Dio vorrà. E quindi noi siamo cristiani, tutti siamo cristiani, smettiamo di fare contrapposizioni inutili, roba da superficie, proprio veramente. Il cristianesimo è una cultura. E quindi si vive in un orizzonte di senso ben significativo. Non è più il senso tragico dei greci, è il senso ottimistico. Io non ho nessuna difficoltà a dire che l'Occidente è la civiltà finora che si è rivelata nella storia la più avanzata, grazie all'ottimismo indotto dalla cultura cristiana, che guarda al futuro come rimedio ai mali del presente, come assolutamente positivo. Ci sarà la salvezza, ci sarà il progresso, ci sarà la giustizia sociale, ci sarà la guarigione. Per dire solo 4 capisaldi del modello con cui il futuro è visto. Questo. Però un certo giorno Nietzsche, nella Gaia Scienza, al capitolo 125, dice: Dio è morto. Attenzione, date a leggerlo, è una paginetta, una pagina e mezza. Dio è morto, e non lo dice ridendo, scherzando, giocando, non è entusiasta di questa morte, anzi è come se fosse partecipe di un grosso, grandissimo evento disperante. Perché se Dio è morto, dov'è l'orizzonte di senso? Dov'è il futuro come promessa? Perché a garantire il futuro come promessa era Dio, che garantiva la resurrezione, e dopo la scienza, garantire il progresso, e poi la speranza, garantire la giustizia sociale. Ma se Dio è morto, è il caposaldo della speranza. E allora non la fa annunciare dall'ateo, che come ho detto prima, atei credenti, uno dice che Dio esiste, l'altro dice che Dio non esiste. A Nietzsche questi discorsi non interessano proprio niente. A Nietzsche interessa sapere se è vivo o se è morto Dio. E uno muore se un tempo era vivo, non si dà un morto che prima non era vivo, no? A lui interessa questo, è vivo o morto Dio? E allora se facciamo riferimento alla cultura medievale, se facciamo riferimento alla cultura medievale dove la letteratura parla di inferno, purgatorio e paradiso, dove l'arte è arte sacra, dove persino la donna è donna angelo, Dio è vivo.
perché se togli la parola Dio dal mondo medievale non capisci niente di quel mondo, ma se togli la parola Dio dal mondo contemporaneo lo capisci ancora, se lo capisci benissimo, non lo capiresti più se togliessi la parola tecnica o se togliessi la parola denaro, che è diventato il generatore simbolico di tutti i valori. Allora Dio è morto, non fa più mondo. Il mondo non accade più come Dio vuole. E l'annuncio lo fa fare al folle. Il folle non è il matto, non è un pazzo il folle. Quando voi avete la macchina in folle non andate più né avanti né indietro. Perso l'orizzonte di senso determinato dalla speranza indotta da Dio, il futuro è salvezza, tolto questo non vai più da nessuna parte. Infatti lui entra in pieno giorno con una lanterna, perché il sole si sta spegnendo. Il sole è la grande metafora di Dio a partire da Platone, che vi ho indicato nel sole, Toga, Son, al vertice di tutte le idee, il bello e il buono, Dio. E allora lui va con una lanterna, perché tra poco il sole si spegne, e annuncia ai mercanti, agli atei, Dio è morto. E loro dicono, ma forse è immigrato, forse lo prendono in giro, forse è immigrato, forse è scappato, forse si è nascosto. No, dice, Dio è morto, noi l'abbiamo ucciso, noi abbiamo fatto il più grande dei delitti. Dove andiamo adesso noi ora? Chi ci diede la spugna per cancellare tutto l'orizzonte? Ecco qui, una caduta di senso. Non andiamo forse precipitando verso un infinito nulla? Cosa sono diventate ormai le chiese, se non le tombe e i sepolcri di Dio? E se Dio è morto, si entra nell'età del nichilismo. Manca lo scopo, il futuro non è più una promessa, manca la risposta al perché. Ora, io penso che questo problema lo avvertono soprattutto i giovani, perché forse se non la prima, la seconda generazione, ancora più tragica della prima, che si trova in una mancanza di orizzonte di senso, perché all'epoca mia il senso c'era, e come se c'era, perché io ai padri e ai nonni, non direi di dire ai figli e ai nipoti ai miei tempi, perché i loro tempi erano molto pieni di futuro. Io ricordo di aver insegnato in una prima e seconda liceo per un anno intero, in sostituzione di una professoressa che era in una gravidanza a rischio, al quarto anno di filosofia, non ero ancora laureato. Da non laureato, per un anno intero, ho insegnato in un liceo. Perché? Perché non c'erano filosofi. Quindi il futuro era lì ad aspettarmi. E quindi era motivante. Oggi se uno si laurea in filosofia, la prima cosa che deve mettersi in mente è che non insegnerà mai filosofia. Il futuro non è più motivante. Capite cosa vuol dire orizzonte di senso? Questa roba qua. E io sono arrivato anche a concludere che i ragazzi bevono e bevono tanto, si drogano, sì, come no. Ma mio figlio no, dargli un'occhiata ogni tanto. Vedere un po' nel senso che non credo che facciano queste cose per il piacere, sì c'è anche quello naturalmente, perché tutte le dipendenze sono delle gratificazioni, ma tu le gratificazioni le vai a cercare quando non ne hai più. Non ti muovi più in un orizzonte di senso. E io penso però che la motivazione di fondo non sia tanto la gratificazione dell'alcol e della droga, quanto piuttosto alcol e droga funzionano da anestetico. Io mi anestetizzo dall'angoscia che mi prende quando sporgo il mio sguardo sul futuro. E allora vivo l'assoluto presente, 24 ore su 24 in presa diretta, basta. Non voglio vedere il futuro. E come fai a non vederlo? Un po' di anestesia. È pesante la situazione. Se poi consideriamo la condizione giovanile oggi, noi abbiamo, non vi dico numeri a caso e quindi non vi dico quanti se ne suicidano, ma tanti in età scolare, tanti. Poi la televisione fa bene a non dirlo per evitare processi di imitazione. Invece ci sono dei numeri precisi che sono 3 milioni di anoressi, che adesso incominciano anche i maschi. 3 milioni sono tanti. 2 milioni di autolesionisti, 200.000 affetti da quella sindrome giapponese Kikimori, che tu sei davanti a un computer 24 ore su 24,
chiuso nella tua stanza, non esci mai, i genitori ti portano da mangiare e quanto ti serve per i tuoi bisogni fisiologici e dopo un paio d'anni si suicidano. I giovani stanno male, il futuro non è più una promessa. Questa cultura religiosa, che ha almeno il pregio di conferire un senso, dare un orizzonte di senso, incomincia a crollare nel 500, 500-600, umanesimo, Rinascimento, e precisamente con la nascita della scienza moderna. Non è che la scienza moderna nasce contro la religione, come si è soliti ritenere, anzi è in perfetta concomitanza con la religione. Bacone, Francesco Bacone dice che con la scienza e con la tecnica noi riusciremo a ridurre le pene connesse al peccato originale. Quando Dio allontana dal paradiso terrestre Adamo ed Eva, ad Adamo dice guadagnerai il pane col sudore della fronte, il lavoro, no? Alla donna naturalmente il dolore, partorirai nel dolore. Bene, dice Bacone, attraverso la scienza e la tecnica noi ridurremo la fatica del lavoro, ridurremo il dolore, quindi concorriamo alla redenzione. Vedete come è proprio tutto lineare dalla religione alla scienza? Ma la scienza fa un altro passaggio molto potente, molto importante, che consiste in questo. Cartesio e Galileo, cioè gli scienziati del 600, stabiliscono un altro rapporto con la natura. L'umanesimo aveva portato anche da noi in Italia, ma in tutta Europa, la cultura greca, no? Sono comparse le prime traduzioni greche, si è cominciato a riprendere il modello del politismo greco, c'è tanta storia dell'arte che riproduce la grecità, e però è anche il modello della natura. Al posto di Dio si comincia a perdere un po' di fiducia nell'immortalità dell'anima e nell'esistenza di Dio, però si recupera quel concetto greco di natura, ma lo si recupera solo in ambito cristiano. In che maniera? Con la nascita della scienza moderna, dice Cartesio, Galileo, Bacone, noi non dobbiamo comportarci nei confronti della natura come facevano i greci, che la contemplavano nel tentativo di catturarne le leggi per poter avere gli strumenti per regolare la loro vita. Noi dobbiamo fare esattamente il contrario. Noi uomini di scienza naturalmente, anticipiamo delle ipotesi, sottoponiamo le ipotesi a esperimento. Se l'esperimento riesce, assumeremo le nostre ipotesi come leggi di natura. Capito? Passaggio. E ancora oggi funziona così il metodo scientifico, solo che la gente non lo sa perché a scuola le scienze non si insegnano, e buonanotte. Allora, lo ripeto, noi uomini di scienza anticipiamo delle ipotesi, sottoponiamo le ipotesi a esperimento, se l'esperimento conferma le nostre ipotesi, assumiamo le nostre ipotesi come leggi di natura. Leggi eterne? No, finché non se ne trovano di più comprensive e di più esplicative. Perché la scienza non teme la sua negazione. Se l'ordine giuridico elimina la differenza tra la giustizia e l'ingiustizia, se la religione elimina la differenza tra la fede e l'eresia, se si eliminano questi dualismi su cui è cresciuta tutta la cultura occidentale, sfondo antropologico, allora non c'è più la religione. Domani che il Papa dovesse dire guardate che Gesù Cristo non è mai risorto, oppure se la giustizia dice ma che cos'è giusto e che cos'è ingiusto, decidiamo che queste differenze non sono più rilevanti. No, la scienza non ha problemi a incontrare i suoi errori. E quando dico scienza, attenzione bene, sto dicendo una parola che va subito corretta, e nella nostra mente dobbiamo smobilitare quel concetto secondo cui la scienza è pura e la tecnica è buona o cattiva secondo dell'uso che se ne fa. No, non è così. È la tecnica l'anima della scienza, perché la scienza non guarda il mondo per contemplarlo, la scienza guarda il mondo per manipolarlo.
Quindi l'intenzione tecnica è già nella qualità dello sguardo scientifico. Capito questa cosa? Come se in un bosco, non so, andasse un poeta o un falegname, gli alberi che si offrono ai loro occhi sono uguali per entrambi. Il poeta trae ispirazione per le sue composizioni, il falegname quando guarda gli alberi vede già armadi, sedie, mobili, tavoli. Questa è la scienza. Ha un intento manipolatorio, trasformare il mondo. Non ha uno sguardo puro. E questo l'ha capito molto bene Kant, che 2 secoli dopo racconta che nel 600 è stato fatto questo grande passo innanzi, che consiste nel fatto che gli uomini di scienza si sono rapportati alla natura non come uno scolaretto che beve tutto quello che dice il maestro, i greci, ma come un giudice che obbliga l'imputato, la natura, a rispondere alle sue domande. Questa grande trasformazione fa sì che Cartesio può dire che attraverso il metodo scientifico l'uomo diventa maître et possesseur de la nature, signore e padrone della natura. E qui quindi anche se hai perso la fede in Dio, anche se non credi più nell'anima, stai ribadendo un concetto fondamentalmente giudaico-cristiano, secondo cui l'uomo è al vertice del creato, imago Dei, che riceve da Dio l'ordine di dominare sugli animali della terra, come dice il Genesi, sui volatili del cielo, sui pesci delle acque marine. Dominare. E allora adesso però abbiamo lo strumento per dominare, che si chiama scienza, si chiama tecnoscienza. E quindi la cultura cristiana ritorna in questa formulazione, anche se non si crede più in Dio, si riproduce un modello cristiano, il modello cristiano che è l'uomo al vertice del creato. Si è ben visto che risultati abbiamo oggi considerando l'uomo al vertice del creato. C'è Edward Wilson, il grande sociobiologo, che ha scritto un bellissimo libro negli anni 90 intitolato Sociobiologia, un libro grosso così. Adesso ne ha scritto uno più piccolino ma molto interessante intitolato La creazione, in cui dice che tra le specie viventi l'uomo, la specie umana, è diventata la forza geofisica più distruttiva di tutte le distruzioni che la natura può fare da sé. Questo siamo, a questo. E per giunta a mosca cieca ci stiamo operando, perché la nostra capacità di fare è enormemente superiore alla nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare. Quindi ci muoviamo a mosca cieca. E se Prometeo, che aveva dato la tecnica agli uomini, la parola Prometeo vuol dire colui che vede in anticipo, noi abbiamo perso anche questa qualità. E la sperimentazione non avviene più nei laboratori, avviene sulla Terra. Anche ultimamente la Russia ha fatto una sperimentazione nucleare qualche giorno fa e non so, io dico, stiamo facendo operazioni green e poi spariamo le bombe atomiche, non lo so. Va bene, ma questo fa parte di quel maledetto antropocentrismo che appartiene alla cultura cristiana, perché alla cultura greca l'uomo era un vivente al pari di tutti gli altri. Per i cristiani invece il mago Dei, il vertice del creato e cose di questo genere. Però, ciò nonostante, anche l'età moderna che prende avvio nel 600 vive in un orizzonte di senso, che non è più la natura dei greci, non è più la parola di Dio dei cristiani, è la ragione umana. La ragione umana che celebra i suoi fasti a partire dal 500-600 fino alla fine del 700 e poi incomincia a sgretolarsi nell'800. La ragione umana celebrata da Kant, sapere aude, abbi il coraggio di usare la tua ragione, non fidarti, non condurre la tua vita in base alle cose che ti dicono gli altri, non farti guidare nella tua esistenza da chi pensa di possedere la verità, usa la tua ragione, col coraggio, abbi coraggio di usare la tua ragione. Sapere aude, la ragione. Perché? Perché il motto dell'età moderna è chi pensa bene fa il bene. Bene, anche qui abbiamo un orizzonte di senso. Abbiamo un orizzonte di senso, ce l'avevano i greci, in una certa forma, ce l'avevano i cristiani, ce l'ha anche l'età moderna. Però questo orizzonte di senso si sgretola nell'Ottocento, quando incomincia Darwin a dire che forse l'uomo non è imago Dei, ma deriva da qualche errore
nell'evoluzione dei primati. Poi prima c'è stato Copernico che dice che forse la Terra non è al centro dell'universo, ma gira intorno al Sole, come tante altre cose. Giordano Bruno aveva osato dire persino che esistono infiniti mondi, gli hanno tagliato la lingua e l'hanno bruciato vivo. Perché? E perché se ci sono infiniti mondi, cosa è successo? Che Dio si è occupato solo della Terra, ha mandato suo figlio per salvare solo noi uomini? Succede solo questo. Se ci sono infiniti mondi, noi capite che il problema esiste, no? Ecco, non si manda a morte se non chi può incrinare una verità o un potere. E quando non si hanno argomenti si ammazza, giusto? Ecco, e allora Copernico quello, come si dice, Darwin quell'altra cosa, Freud dà una mazzata all'autonomia della coscienza. La coscienza, questa parola magica, addirittura ci sono gli obiettori di coscienza, una vera vergogna. Come fai tu a assumere la tua coscienza come forum delle decisioni che prendi? Tu medico sei un funzionario della salute pubblica, sei un mandatario della società e può darsi che l'etica della responsabilità ti dia degli ordini che non coincidono con la tua coscienza. Cos'è la tua coscienza? Non è altro che il frutto della tua educazione, dei genitori che hai avuto, di dove sei nato, dei libri che hai letto, dei maestri che hai avuto. Ma la tua coscienza è un foro troppo piccolo per decidere le tue decisioni. E se queste decisioni contravvengono all'etica della responsabilità e tu ti astieni, non sei responsabile di quello che fai, pur di essere coerente con la tua coscienza, è un foro troppo piccolo per decidere certe cose. Chiudiamo la parentesi degli obiettori di coscienza che mi fanno arrabbiare ogni volta. Andiamo avanti su questo coso. La coscienza viene demolita come si dice, da Freud. Viene demolita da Freud là dove dice che l'io non è padrone in casa propria. E noi parliamo di scelte della nostra coscienza, quelle che in realtà sono invece pulsioni dell'inconscio, dove ci sono gli interessi della specie che sono antitetici agli interessi dell'io, confliggono. Prendete una donna che sta mettendo al mondo un figlio, deve assistere alla deformazione del suo corpo, guardate le cose dal punto di vista dell'economia del suo io, deve assistere alla deformazione del suo corpo, trauma della nascita, che non è solo della povera creatura, soprattutto il suo, soppressione del suo tempo, del suo sonno, perché la creatura vuole una cura costante, magari rinuncia anche al posto di lavoro, col posto di lavoro rinuncia alla socializzazione, che di solito avviene sui posti di lavoro. Dal punto di vista dell'economia dell'io è una perdita secca, dal punto di vista della specie è un guadagno totale, mettere al mondo un figlio. È l'unica cosa che interessa alla specie. Per il resto, tant'è che Goethe, in un'immagine fantastica, rappresenta la specie come un'enorme, grande, bellissima donna che in una danza sfrenata, attaccata al suo corpo, ci sono i singoli individui che lei perde nella sua danza sfrenata, senza fedeltà e senza memoria, per sottolineare la conflittualità che esiste tra individuo e specie, che i greci conoscevano benissimo. Goethe riprende, dopo di lui Schopenhauer, dopo di lui Freud. Nietzsche, sono alla ricerca di un filosofo medico, inteso alla salute di un popolo, di una razza, dell'umanità, che abbia a portare al culmine il mio sospetto. In ogni filosofia non si è mai trattato di verità, ma solamente di sviluppo, avvenire, potenza, vita. Cioè noi consideriamo vere quelle cose che contribuiscono a mantenere in pista la vita. Che siano vere o non siano vere, non importa. Allora lui, per esempio, quando demolisce il cristianesimo, dice però il cristianesimo è servito perché ha offerto un orizzonte di senso che ha tenuto in piedi una società e ha consentito di vivere una vita secondo determinate configurazioni che erano le configurazioni dettate dalle parole di Dio. Alla stessa maniera, vera è anche la cultura greca che ha conferito un orizzonte di senso, per quanto tragico, e però all'interno del quale è nata una civiltà.
E anche l'età moderna, lui dice, contiene un orizzonte di senso che è la ragione, ma questa ragione, demolita un po' da Freud e un po' da Nietzsche, incomincia a barcollare, ma il colpo di grazia glielo dà la fisica moderna. La fisica moderna incomincia con incomincia con Hilbert quando dice che se abbiamo a che fare con una fisica quantica, la matematica a cui siamo abituati e che Cartesio ha messo in circolazione, che Galileo ha messo in circolazione, non serve più a niente. Anzi, Galileo non è neanche più uno scienziato, appartiene alla storia della scienza, perché la matematica che lui sta usando non è di alcuna utilità. Hilbert, Planck inventa la fisica atomica, mette in circolazione questi concetti assolutamente nuovi. Einstein che fa una corrispondenza tra materia ed energia, rendetevi conto che mettere insieme due cose che l'Occidente ha sempre tenuto separati. Heisenberg dice che noi non possiamo vedere la posizione di una particella subatomica perché le condizioni per osservarla, tra cui la luce, ne modifica continuamente la posizione. Non si sa più niente. A questo punto cosa succede? Che la ragione umana incomincia a barcollare, ma il colpo di grazia alla ragione umana che diceva chi pensa bene fa il bene è stata smentita definitivamente dal nazismo, il quale ha dimostrato che si può pensare in maniera eccellente anche il male. Cade l'orizzonte di senso, non ce ne sono più. Nasce quella cultura che chiamiamo postmoderna, io non lo chiamo così perché cosa vuol dire un'età che viene dopo un'altra, vabbè, che io chiamo età della tecnica, che non ha più nessun orizzonte di senso. Innanzitutto cos'è la tecnica? Solo due parole, non voglio annoiarvi troppo perché dopo usciamo troppo dal tema. La tecnica ha due caratteristiche. Prima, la forma più alta di razionalità mai raggiunta dall'uomo. La sua formula è molto semplice. Raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. A questo scopo ci sono i valori della tecnica che sono efficienza, produttività, funzionalità, velocizzazione del tempo. Soprattutto quest'ultima dimensione è quella che ci manda tutti fuori di testa, perché la velocità del tempo imposta dalla tecnica, soprattutto nel suo versante informatico, ha già superato la temporalità psichica di ciascuno di noi. E noi italiani che viviamo in un paese dove c'è il sole, dove si mangia bene, dove si parla molto, e parlare molto fa bene, perché se parli poco dopo devi parlare a pagamento con lo psicanalista, ecco, in questo scenario ci sono 55% degli italiani che non possono fare a meno degli psicofarmaci e a chi gli psicofarmaci non bastano c'è sempre il soccorso cocaina. A Milano hanno fatto dei prelievi nel Naviglio, ne hanno tirati su a quintalate. Perché tu devi essere sempre up to date, sempre all'altezza delle situazioni, devi essere sempre informato, non puoi mai scendere a livello di informazione, di movimento, devi essere efficace, veloce e anche i rapporti sociali vengono modificati dalla tecnica. Se qui io lavoro e lì lavorava il mio collega, insieme facevamo amicizia, andavamo a fare la pausa pranzo insieme, il pranzo è diventato una pausa lavorativa, andavamo a fare la pausa insieme. Dopo dico, se questo qui è più veloce di me, più efficiente di me, più bravo di me, guardiamolo con attenzione. Cioè si rompono i rapporti di solidarietà, perché si diventa competitivi. Adesso diventa competitiva anche la scuola del merito, diventa competitiva anche quella. E quindi vogliamo smettere con questa mentalità? Dove vogliamo finire? Vabbè, questo è. Comunque questa razionalità della tecnica elimina in ciascuno di noi tutta la nostra dimensione irrazionale e qui vi invito a considerare la parola irrazionale non come una parolaccia ma una parola di grande valore, perché noi se dal punto di vista razionale siamo tutti uguali, parliamo la stessa lingua e per questo ci intendiamo, dal punto di vista irrazionale lì c'è il fondamento della nostra individualità, c'è la ragione per cui uno è diverso dall'altro. E che cosa appartiene all'irrazionale?
appartiene il dolore, per esempio. Che spiegazione dai all'avvento del dolore? Perché proprio a me? È l'amore, ce lo dice Platone, l'amore è follia. Anche il linguaggio popolare, con te perdo la testa, mi fa impazzire. L'amore è irrazionale, non fa mica con l'uso della ragione, l'amore. L'idealizzazione, quando cantava Rita Pavone, come te non c'è nessuno, non è vero, ma se non idealizzi non ti innamori. L'ideazione, persino l'ideazione scientifica è razionale, molto spesso è casuale addirittura. La fantasia, il sogno, questo appartiene all'irrazionale. Tutta sta roba, via, è disturbo per la tecnica. È disturbo. E quindi cosa crei? Crei dei soggetti. Io sono convinto che oltre all'inconscio sociale, che Freud chiamava superego, oltre all'inconscio pulsionale o della specie, che Freud chiamava es, abbiamo già interiorizzato un inconscio tecnologico, noi. E ci stiamo muovendo nella forma dell'efficienza, della produttività, della funzionalità, della velocizzazione del tempo, in modo automatico, perché se no non stiamo al mondo, non siamo all'altezza delle situazioni. Dov'è l'orizzonte di senso? Non c'è. E poi la tecnica, attenzione bene, non smettiamola di considerare che la tecnica è uno strumento nelle mani dell'uomo, ma ancora pensiamo così. La tecnica non è uno strumento, la tecnica è un mondo. La tecnica è un mondo. E quando è diventato un mondo? Ma l'aveva già annunciato Hegel nel 1816, quando dice che quando un fenomeno aumenta quantitativamente, sto parlando di quantità, non abbiamo solo un aumento quantitativo di un fenomeno, ma abbiamo anche un mutamento qualitativo radicale del paesaggio, cioè l'aumento della quantità fa cambiare la qualità del paesaggio, capito il concetto? Non so se qui viene un terremoto di 2 gradi alla scala Mercalli, neanche ce ne accorgiamo, se viene un terremoto di 9 gradi alla scala Mercalli, questo paesaggio non c'è più, c'è un cumulo di macerie, come effetto dell'aumento quantitativo. Il primo a sfruttare questo argomento è stato Marx, il quale ha detto tutti siamo abituati a pensare che il denaro è un mezzo che serve per raggiungere degli scopi, che sono la soddisfazione dei bisogni e la produzione dei beni. Sì, dice Marx, però se il denaro diventa la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno e per produrre qualsiasi bene, il denaro non è più un mezzo, ma il primo scopo, per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre beni. Cioè quelli che per natura sarebbero i fini, soddisfare i bisogni e produrre beni, diventano, se il denaro aumenta quantitativamente, mezzi per produrre denaro. Il denaro diventa lo scopo. Se la tecnica diventa la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo, la tecnica non è più un mezzo, ma il primo scopo che tutti vogliono, perché altrimenti gli scopi restano sogni. Io non so se vi siete mai chiesti perché l'Unione Sovietica è crollata nel 1989 e non nel 1960. Perché nel 1960 la tecnica sovietica era più avanzata della tecnica del suo antagonista, che era il capitalismo americano. Infatti, quelli vecchi come me ricorderanno che nel 1960 la tecnica è stata la prima ad andare nello spazio con uno Sputnik, no? Quando gli americani non erano ancora capaci. Ma quando nel 1989 Gorbaciov incontra nella capitale dell'Islanda Reagan e chiede a Reagan di non fare lo scudo stellare perché l'Unione Sovietica non avrebbe avuto una contropartita per opporsi, a questo punto il comunismo crolla. Perché se l'egemonia comunista era il fine, tenuto su dalla tecnica, crolla la tecnica e il fine crolla.
il fine crollo per cui l'Unione Sovietica non è caduto perché la gente non aveva da mangiare, i negozi erano vuoti, era sorvegliata, non poteva uscire dall'Unione Sovietica, c'era un papa anticomunista che ce l'ha messa tutta per disfar. No, non sono mai queste caratteristiche antropologiche a decidere il senso della storia. Bisogna scavare un po' più a fondo. È la tecnica che ha deciso la fine del comunismo, la fine dell'Unione Sovietica. È la tecnica. E allora che cosa succede? Bisogna capire una cosa molto importante a questo punto, che la tecnica non ha scopi. Parlavamo prima, manca il futuro non è più una promessa, la tecnica non ha scopi, non apre orizzonti di senso, non dischiude scenari di salvezza. La tecnica funziona e il suo funzionamento è diventato globale. Di lei si potrebbe dire quello che Nietzsche diceva della volontà di potenza. Cosa vuole la volontà di potenza? Vuole se stessa. La tecnica cosa vuole? Vuole il suo autopotenziamento, è autoreferenziale. Non gli interessa il progresso della vita umana, gli interessa il suo autoperfezionamento. Ho detto che la tecnica funziona, il suo funzionamento è globale e nel 1968 Martin Heidegger, intervistato dal direttore del direttore di Der Spiegel, una rivista tedesca molto importante, che chiede ad Heidegger cosa pensa della tecnica e Heidegger risponde: tutto funziona. Questo è l'inquietante, che tutto funziona e che il funzionare induce ad un ulteriore funzionare e che quello che si raggiunge col funzionamento ha valore. Lo scopo che si è raggiunto ha valore se diventa un mezzo per un ulteriore funzionare e quello raggiunto successivamente diventa un mezzo per un ulteriore funzionare in una sorta di cattiva infinità che non prevede più nessuno scopo finale. Questa è la caduta di senso. Poi dice Heidegger al direttore di Der Spiegel: non so se lei è rimasto impressionato quando l'uomo è andato sulla Luna. Io sono rimasto molto impressionato. Non abbiamo bisogno della bomba atomica per sradicare l'uomo dalla Terra. L'uomo è già sradicato, perché non abita più la terra, ma la tecnica. Non c'era ancora l'informatica. Siete stati voi a scegliere il telefonino, voi? Tutti ce l'abbiamo, vero? Siete stati voi? Oppure le vostre scelte cadono all'interno di ciò che la tecnica rende disponibile? Per cui le nostre scelte non cadono più a partire dai nostri desideri, ma cadono all'interno della disponibilità resa possibile dalla tecnica. È la tecnica che decide addirittura cosa dobbiamo desiderare. Dove va a finire l'uomo? Diventa un funzionario d'apparato. Funzionario d'apparato che viene con una responsabilità che non è più nei confronti degli altri uomini, ma unicamente dei suoi superiori. Vaga per tutti l'esempio di quella bellissima intervista che Gita Sereni fa al capo del campo di concentramento, del direttore del campo di concentramento di Treblinka, che gli fa 70 interviste che oggi potete leggere in un libro molto bello intitolato In quelle tenebre, e per 70 volte questa giornalista Gita Sereni chiede a Franz Stang, il direttore del campo di concentramento, che cosa provava a fare quello che faceva. E Franz Stang non risponde mai a questa domanda. Poi a Gita Sereni viene un sospetto. Vuol vedere che Franz Stang non risponde non perché si vergogna, ma perché non capisce la domanda. Guardate che siamo arrivati a questo, noi non capiamo più la domanda. E infatti Franz Stang dopo risponde, dice: ma scusi, perché mi chiede cosa provavo? Io qui non ero incaricato di provare qualcosa, io qui ero incaricato di far funzionare il sistema. E il sistema prevedeva la soppressione di 5.000 persone entro le 11 del mattino, altre 3.000 entro le 5 del pomeriggio, tutto doveva essere riassestato perfettamente perché tutto doveva ricominciare l'indomani. Io facevo funzionare tutto questo in una maniera perfetta, io ero un ottimo funzionario, perfetto. L'età della tecnica ha assunto questo come suo modello. Io ero un ottimo funzionario.
Se una banca è piena di derivati o di titoli ammalorati, il capo area dice ai funzionari della banca dobbiamo eliminare tutti questi titoli ammalorati. Vedete un po' quando uno vuole investire non se ne intende tanto di economia, cacciategliela loro. Anzi, facciamo così, diamo un sistema. Ogni funzionario deve vendere 1000 titoli ammalorati al mese. Io, funzionario della banca, posso provare qualcosa e poi devo scegliere o me ne vado o eseguo. Punto. Ho sentito in un convegno di medicina cardiologica un cardiologo che era molto interessante, ritenuto da tutti il più bravo del mondo, un americano, il quale spiegava che i pazienti si collocano in una sorta di semicerchio. Chi è in mezzo, che sono i più, se applicate il protocollo lo guarite, ma quelli che sono all'inizio di questa curva o alla fine di questa curva, per una conformazione della loro patologia differente da quelli che stanno in mezzo, se applicate il protocollo li ammazzate. Allora io, medico, vedo che questo qui non è proprio in centro, applico il protocollo, quello muore, io ho applicato il protocollo. Se invece un medico cerca di strategie terapeutiche differenti, qualche volta ci riesce a salvare chi non è proprio in centro, qualche volta no. Quando non li salva, la prima domanda che gli fanno: hai applicato il protocollo? No, vai. Capito cos'è l'età della tecnica? È quella roba qua. Orizzonte di senso, per carità. E allora che cosa ci vogliono? A questo punto ci vogliono gratificazioni di altro genere. Questo è un convegno sulle dipendenze, non ho detto niente, diciamo una parola. Cos'è una dipendenza? È una gratificazione quando non ce ne sono altre, punto a capo. Che si chiami dipendenza da droghe, si chiami dipendenza da gioco, si chiami dipendenza da porno. Sono gratificazioni. Ma perché le vado a cercare lì? Perché il futuro non è una promessa, orizzonti di senso non ne vedo, devo pur vivere in qualche maniera. Cioè io comincerei a leggere le dipendenze come il sintomo di una società che non ha più senso, come il sintomo in cui non c'è più un orizzonte di senso all'interno del quale tu puoi recepire una ragione per stare al mondo. E nell'età della tecnica non si trova, perché la tecnica non ha scopi, vuole solo se stessa. Perché è la condizione per realizzare qualsiasi scopo, perché senza tecnica gli scopi diventano sogni. È questo da considerare. Dunque, sulle dipendenze da gioco, dipendenze da gioco sono molto pericolose, ma sono anche alimentate per esempio dalle dipendenze di chi gioca in borsa. Perché quando perdi in borsa non hai il senso di colpa, perché tutto sommato hai fatto delle azioni per investire, mentre se perdi al casino un po' di senso di colpa ti dovrebbe venire perché non l'hai fatto per investire, l'hai fatto per giocare. Ecco, per cui questo connubio tra chi gioca in borsa e chi gioca alle dipendenze, c'è una parentela con differente grado di senso di colpa. Quelli che giocano in borsa non ce l'hanno il senso di colpa, sì, gli dispiace, però non si sentono colpevoli, tutto sommato ho cercato di investire, chi non vuole arricchirsi. Quegli altri invece un po' di più. Dipendenza da porno, sì, questo è un problema a mio parere molto importante, perché ogni volta che sento che bisogna fare educazione sessuale a scuola dico: ma dove viviamo? Il ministro Valditara lo sa che i ragazzi di 8 anni sanno tutto del porno? O non lo sa ancora? C'è bisogno di educazione? Si faccia un'educazione affettiva, che quella non la conoscono proprio. E poi l'affetto non è che lo impari a scuola. Il problema del porno è un altro invece. Siccome i ragazzi come hanno il telefonino, prima o poi da un giro di un anno poi si imparano tutta la gestualità pornografica. La gestualità pornografica è una gestualità che loro vengono a conoscere in un periodo in cui non c'è ancora una maturazione psichica che accompagni il gesto sessuale. Quindi il gesto sessuale va avanti per suo conto. Va avanti per suo conto
e dopo compiono anche gesti sessuali sul modello che hanno acquisito, ma siccome l'hanno acquisito senza partecipazione psichica, anche quando fanno gesti sessuali non c'è la partecipazione psichica. Avevo una volta in terapia una persona il quale quando andava in discoteca era effettivamente un bel ragazzo, ogni volta se ne portava a letto qualcuno. E dico, come si chiamava l'ultima volta? Ah, che ne so, neanche il nome. E questo non è un'esagerazione, è un modello. Perché io mi sono istruito che il sesso è quella roba là, non necessariamente accompagnato dalla partecipazione emotiva. E dopo non è che non dovete pensare che i ragazzi poi facciano così tanto l'amore, questo lo pensano i vecchi per invidia, ma sentite anche i medici vi raccontano che non c'è poi questo gran consumo di additivi per fare sesso. Dopo un po' si annoiano anche loro e passano a qualcos'altro. Ma come è stata preparata questa cultura anche? Per esempio, non so, già in famiglia, le famiglie sono un disastro, no? Oggi, più o meno, insomma, se è vero che siamo arrivati in scuole dove ci sono metà con i genitori ancora uniti, litigiosi ma uniti, dall'altra parte separati, altrettanto litigiosi, sapete che bella educazione povero ragazzino, no? Che deve fare il viandante da una casa all'altra, ma soprattutto si compie un'operazione assurda perché i genitori si dimenticano che con i ragazzi tu puoi parlare da 0 a 12 anni, dopo non puoi più parlare con loro. Questo per una semplice ragione, per ragione proprio fisiologica. Il ragazzo 12-13 anni abbandona l'amore verticale, incondizionato, che ha sempre nutrito per i genitori e i genitori per lui, e passa all'amore orizzontale che non è incondizionato, è condizionato dai reciprochi vantaggi. Giusto? Questo passaggio comporta un congedo che non è facilissimo. E quindi il ragazzo deve darsi forza per separarsi dall'unico amore che ha conosciuto, che era quello genitoriale. Quindi ogni tanto deve anche sbattere la porta per darsi forza. Io non mi impressionerei se sbatte la porta o tira qualche parolaccia. Sì, non è carino, ma però sta facendo questo passaggio, che è un passaggio difficile ed è fisiologico. Anche nel Genesi c'è scritto lascerà il padre e la madre, noi cominciamo un po', no? Solo che noi non abbiamo più riti iniziatici per fare questo passaggio, ma non so diffondermi su questo. I genitori non parlano tanto con i bambini piccoli e sanno che il loro range di comunicazione è da 0 a 12, poi funziona solo l'esempio. Le parole diventano parole vane, le parole dei genitori, mentre le parole dei loro amici diventano importanti, no? Se il genitore dice studia, se lo dice invece la prima morosetta che gli capita, magari si mette anche a studiare. Perché la mente si apre, come diceva Platone, quando hai aperto il cuore. Non se lo ricordano i professori. Se non aprite il cuore è inutile che insegnate. Tutti quanti abbiamo studiato con piacere le cose dei professori che ci avevano affascinato. Io non ho nessun problema con i professori che mi plagiano la classe. Ho molti problemi per i professori che me la demotivano. E per giunto, essendo di ruolo, lo possono fare per 40 anni consecutivi. Perché il ruolo andrebbe abolito subito, via. Se non sei bravo, se non sei comunicativo, se non sai educare, via dalla scuola. Non è per te, punto. Non è per te. Dunque, cominciano i genitori fanno un'operazione terribile, siccome parlano poco con i bambini, le mamme un po' di più, ma le mamme parlano di fondo a livello fisico, stai attento a non uscire con i capelli bagnati, mettiti il goffo, guarda che devi tornare presto prima che si faccia buio, attenta ai semafori, ho capito, e poi? Mai una domanda psicologica tipo, sei felice? Che il bambino dice, ma esistono anche queste cose? No, le mamme però un po' parlano. I padri pochissimo che si annoiano con i bambini piccoli. E allora compensano tutte le parole mancate con i regali. Andate in una cameretta di un ragazzino, piena di regali a Natale, regali a Pasqua, regali alla fine dell'anno, quando è finito
di asilo infantile, quando vai a scuola, i regali dei tuoi amici che ogni volta che c'è un compleanno tutti e 30 si devono trovare a mangiare torta e roba del genere. Ma stiamo scherzando? Sapete cosa si fa con questa operazione? Si spegne il desiderio. Perché il desiderio desidera quello che non c'è. Tu desideri quello che non hai. Quello che hai te lo godi. È quello che non hai. Questo Platone ne parla con estrema chiarezza. Quando parla di amore, che è la forma più alta di desiderio, lo toglie dalla mitologia, che era figlio di Afrodite e di Ares. E dice, ma che Afrodite e Ares? È figlio di penia, di povertà, di miseria. E dice, Eros porta tutti i caratteri di sua madre, va in giro scalzo, dorme sotto i ponti, non sa mettere insieme il pranzo con la cena, ha le pietre per cuscino, porta tutti i caratteri di sua madre, povertà, mancanza. Se tu durante la prima e la seconda infanzia riempi le camere dei ragazzi di giochi e di gratificazioni, gli spegni il desiderio. E poi quando a 12, 13, 14 anni, quando si vedono i frutti di quello che hai seminato, mio figlio non desidera niente, è indifferente a tutto, è apatico. E mi voglio dire, quanta roba gli hai regalato prima di questo momento? Come hai fatto a spegnergli bene il desiderio in modo che non abbia più una risultanza? Figli apatici, ce la mettiamo tutti che i nostri figli sono apatici, non ne frega niente di niente. Poi quando gli piglia una passione politica e vanno in piazza, prendono manganellate. Come diceva una bella barzelletta di quello Babbiani, si chiama, che scrive su Repubblica, educazione civica. Effettivamente, perché devi spegnere l'entusiasmo di una passione politica? In un tempo in cui non ci sono più passioni politiche, perché devi spegnerle? Perché il 68 era interessante? Perché c'erano le passioni politiche sono passioni sociali. Oggi siamo chiusi in un individualismo da far paura. E allora quando ci si mette un po' insieme per rivendicare che sia sbagliato o giusta la motivazione, ma lo stare insieme, il gridare insieme, il partecipare insieme, toglie questi ragazzi dal loro isolamento. No, li vogliamo tutti isolati, ovvio, perché in queste solitudini di masse il potere agisce meglio. Al potere poi interessa che la scuola vada malissimo, come sta andando malissimo a tutt'oggi, perché funzionare al potere, come dice giustamente Nietzsche, quando l'umanità diventa gregge, vuole l'animale capo. Non ci stiamo avviando anche a questo. La scuola la conoscete, e qui purtroppo la scuola può funzionare se si hanno dei professori che, come diceva giustamente Platone, la mente si apre, ma prima deve aver aperto il cuore. Ora la scuola italiana istruisce, ma non educa, perché istruire vuol dire trasmettere dei contenuti da chi li sa a chi non li sa. L'educazione vuol dire seguire i ragazzi nei loro percorsi emotivi, sentimentali, in quell'età incerta che si chiama adolescenza, dove non sei ancora in grado di contenere le tue emozioni perché i lobi frontali, quelli della razionalità, maturano dopo i 20 anni. Teniamola presente anche la biologia qualche volta. Maturano dopo i 20 anni, quindi loro hanno depressioni abissali ed entusiasmi stellari. E poi quando in questi sbalzi tremendi, poi può anche capitare invece quella linea calma di autodistruttività di cui vi ho fatto i numeri prima. Ma la scuola, perché non li entusiasma questi ragazzi? Guardate che se gli entusiasmi ti seguono tutti, non hanno paura della fatica, hanno terrore della noia. E allora bisogna sottoporre i professori a un test di personalità, perché no? Quando voi andate, non so, io ho un genero danese, qua dice, ma da noi è ovvio che uno prima di insegnare deve fare un test di personalità. Quando uno va a lavorare fa dei colloqui e se più il lavoro è alto, più ne deve fare, 1, 2, 3, 4, 5, cosa credete che siano questi colloqui? Test di personalità. Se una casa editrice deve prendere un correttore di bozze,
Nel colloquio che cosa verifica? Sì, si parla così con amabilità, ma non è che si è lì tanto per fare 4 chiacchiere. E chi intervista vuole verificare se questo signore è un ossessivo grave, perché solo se è un ossessivo grave può fare ottimamente il correttore di bozze, perché non gli scappa niente. Ma tutti i test di personalità sono così. Perché non si fanno con i professori? Perché non si verifica se i professori sono empatici? Mica tutti siamo empatici. Ma senza empatia tu non sai chi hai di fronte. Non riesci a entrare, a vedere cosa passa nel cuore della gente e nella loro mente se non sei empatico. Fai un test sull'empatia e se non sei empatico mi dispiace, questo non è il suo lavoro. Lo si dice a tutti. E perché non lo si deve dire degli operatori della scuola? Si diventa professore senza aver mai incontrato, si ha a che fare con adolescenti in età evolutiva e i professori non hanno mai incontrato nella loro formazione, nel loro curriculum di formazione, un libro di psicologia dell'età evolutiva. Vi pare poca cosa questa? Un libro di psicologia dell'età evolutiva? Non è che il libro di psicologia di età evolutiva ti insegna chissà che cosa, ma almeno un'infarinatura per sapere cosa passa nella testa di un adolescente in quell'epoca lì. Perché è anche un supplizio per un professore che non ha empatia, che va a scuola, per lui deve essere un supplizio trovarsi di fronte a una classe con cui non interagisce. Certe frasacce che dicono, non mi ricordo, c'è stato adesso a Milano una manifestazione pro-palestinese nel liceo, la professoressa di greco dice: ragazzi, la scuola è fatta per imparare, non per andare in manifestazione. Basterebbe questo, vai via dalla scuola, tu vai via, perché i momenti di socializzazione li crea anche queste circostanze. In ogni caso dice: io faccio l'esame di greco, chi è qui fa il compito di greco, chi è andato in manifestazione prende 2. Come fai a dare 2 a un compito che non c'è? E però se le permettono queste cose, perché? Perché? E fanno dei danni enormi, perché l'identità di ciascuno, noi non ce l'abbiamo per il fatto che siamo al mondo, l'identità ci è data dal riconoscimento e dal misconoscimento. Se una mamma dice al suo bambino sei bravo, glielo dice anche la maestra, il bambino ha la possibilità di crescere con un'identità positiva. Se la mamma gli dice che è un cretino, glielo dice anche la maestra, ha la possibilità di crescere con un'identità negativa. L'identità è un dono sociale, mettiamocelo in mente questa cosa. Ce lo danno gli altri. I greci questo lo sapevano. Aristotele dice: se uno entra in una comunità e pensa di fare a meno degli altri, o è bestia o è Dio, non è un uomo. Ma noi siamo cresciuti in una cultura cristiana dove la cosa più importante è salvare l'anima, quindi paradigma dell'individualismo. Ed è così radicato l'individualismo da noi che ha portato a tutte quelle generazioni di narcisismo, egoismo, individualismo. Ed è così radicato che, per esempio, se io stupro una ragazza ricevo immediatamente da voi, senza esitazione, una riprovazione generalizzata. Se però non pago le tasse, non ricevo la stessa riprovazione. Allora vuol dire che per noi la società viene dopo. Perché prima mi devo salvare io, è vero? Questo è un bel lascito del principio che la salvezza è individuale. No, la salvezza non è individuale e soprattutto la socialità non è individuale. E siccome l'uomo è un animale che parla, come dice Aristotele, o parli da solo e poi però ti mettono in manicomio, o naturalmente parli con gli altri, perché è dagli altri che ricevi ricevi l'autenticazione della tua identità. Anche quando andate a lavorare, se vi fanno un aumento in carriera avete un incremento di identità, se vi fanno il mobbing avete un decremento di identità, una demotivazione, una depressione, a un certo punto anche un gesto estremo. È la società che ti tiene in vita, non sei tu con le tue pillole, è la società. E questa società è in grave carenza oggi come oggi. È in grave carenza anche come teorizzazione, no? Quando il capo del governo ieri cosa ha detto? Che le tasse non sono bellissime. Ma come non sono bellissime? Le tasse servono per fare la scuola, servono per fare la sanità, servono per dare le borse di studio ai ragazzi, servono per fare le strade, servono per fare i treni,
servono per questo, sono bellissime per questo. No, non sono bellissime. E questo vuol dire mancanza di socialità. Io non ce l'ho sul fascista, ma ce l'ho con l'individualismo della cultura fascista. Ti salvi come individuo, non come società. No, ci si salva come società. Chiudo con una considerazione. Ho detto prima all'inizio che io sono greco. Sapete i greci? Mi ha insegnato un teologo ortodosso. I teologi ortodossi la teologia ortodossa è fantastica, greca, però dopo non so, in Russia c'è anche Kirill che è criminale, ma quella greca a me piace, perché è una teologia dell'amore, mentre la teologia cristiana occidentale è una teologia del potere. È la teologia dell'amore, non so se leggete Christos Iannaris, che ha fatto quel bellissimo commento al Cantico dei Cantici, dice a un certo punto: se tu percorrendo una via incontri gli occhi belli di una zingara, devi sapere che stai cercando Dio e correndo dietro a Lui. Trovate nella teologia cattolica una frase di questo genere dove si mette insieme gli occhi belli di una zingara e la ricerca di Dio. Ma è logico che sia così, è solo l'amore che salva, l'amore non è un concetto, è una pratica di vita. Beh, lui diceva, voi latini usate la parola persona, che è vero che è la maschera che uno indossa, che indossavano i teatranti per amplificare la voce, ma persona etimologicamente vuol dire per sé unum, primato dell'individuo. Mentre per noi greci la persona si chiama prosopos, prosopsis, chi sta davanti ai miei occhi, pros vuol dire davanti. Opsis, orao, opsoma, eidon, chi ha fatto un po' di greco si ricorderà, da cui la parola ottico. Prosopsis, chi mi sta davanti agli occhi, quella è persona. È da lì che io traggo la mia identità. E Platone lo dice con una frase bellissima: se tu, con la parte migliore del tuo occhio, guardi la parte migliore dell'occhio dell'altro, vedi te stessa. La tua identità è un dono sociale. Grazie. Umberto Galimberti. Non ci resta veramente altro che ringraziare. L'invito è per continuare a restare con noi col Festival Cambio Gioco. Domani mattina avremo una tavola rotonda, nel pomeriggio saremo collegati con gli Stati Uniti per l'intervento di Anna Lemke e domani sera chiuderemo con il professor Pier Giorgio Odifreddi, quindi consultate ancora il nostro programma su www.cambiogiocoul6.it. Buonanotte a tutti, ancora grazie al professor Galimberti.